Fiume di marijuana dalla Spagna via Ventimiglia fino a Vicenza, dove veniva scaricata e poi distribuita sulle principali piazze dello spaccio: Vicenza, Campomarzo, Padova e Venezia. Destinata ai giovani della Movida e non, tra i 20 e i 25 anni, studenti universitari ma anche giovanissimi. Con l'operazione Erba del Campo la Guardia di Finanza ha sgominato una banda di grossisti di origine serba e italiana, 10 soggetti arrestati. Si tratta di un'organizzazione criminale che riusciva con cadenza quindicinale a far arrivare sul territorio berico, ma da qui poi si dipartiva verso le altre province confinanti, anche circa un quintale di sostanza stupefacente a carico. Carichi che arrivavano ogni 3 settimane e che in 36 ore venivano smerciati, traffico che nemmeno il Covid ha fermato, un giro d'affari che si stima sul €1.000.000, marijuana con un elevato principio attivo che al dettaglio veniva venduta tra gli 8 e i €10. I camion arrivavano dalla Spagna, si fermavano in una zona industriale iberica, gli scatoloni con la sostanza stupefacente passavano dal camion al furgone per poi essere rivenduta. Compratori da Padova che tornavano in città con scatoloni da 5 kg. Le intercettazioni hanno rilevato anche scambi di pacchetti di clienti. Esistevano sostanzialmente pacchetti clienti di ragazzi universitari, di ragazzi giovani ai quali veniva ceduta lo stupefacente del tipo marijuana, quindi diretti destinatari dello stupefacente dopo i vari livelli di spaccio. Affari lucrosi che venivano reinvestiti in droga, i cui artefici avevano l'unico vizio dell'auto di lusso: 3 quelle sequestrate e oltre €10.000 in contanti. L'operazione parte da 2 sequestri e arresti avvenuti a dicembre dell'anno scorso e a maggio di quest'anno.